Rinizia con il secondo tempo il match tra l'Athletic Club Palermo Under 17 e la ASD Atena. I padroni di casa riescono a riacciuffare prima il pareggio e poi acciuffano la vittoria con una doppietta segnata dal numero 9 dell'Athletic, Baglione Giuseppe, che inizialmente segna con un calcio di punizione ai limiti dell'area e poi, dopo un rigore conquistato da parte della squadra di casa, riesce a concretizzare l'effettiva rimonta da parte della squadra nero-rosa, portando il match sul risultato di 2-1. Ricordiamo che questo qui è il secondo match di giornata che si gioca al velodromo Paolo Borsellino. Il primo match è stato tra la rappresentativa Under 15 dell'Athletic Club Palermo e la Renzolo Piccolo Terrasini, che ha visto però vincitori gli ospiti con il risultato di 2-0 finale. Intervento non ritenuto falloso da parte dell'arbitro sul numero 9, con l'ASD Atena che prova sin dall'inizio del secondo tempo a rendersi pericolosa per riacciuffare il risultato di parità nel match. Non lo devi fare girare qui. Rimessa laterale battuta dall'Athletic. Atena tenta la prodezza da fuori area, che però va a finire sul fondo, quindi sarà rimessa da parte del portiere. Prima non hai perso tempo. Errore in fase di costruzione da parte dell'Athletic, che regala una possibile occasione dell'Atena non sfruttata, però che si trasforma in un'interessante ripartenza per l'Athletic, che però termina in fallo laterale in favore dell'Atena. Ora è l'Athletic che si propone anche in fase di possesso dell'Atena per pressare gli avversari e si lancia in questo momento alla ricerca di quello che poi diventa effettivamente il gol del 3-1. Senza mollare! Dai, raga, veloce! Oh, 0-0, continuiamo! Dai, raga, dai, oh! Dai, che dai, c'è! È lunga! Oh, 0-0, continuiamo! Continuiamo! Occhio che lanciano! Occhio, Lucio, è tua, Lucio! Occhio là! Calma, Michi! Dai! Michi, gioca, Michi! Riprende quindi il gioco sul risultato di 3-1, a realizzare i 3 gol per l'Athletic il numero 9 Giuseppe Baglione, che porta a casa una tripletta. Ma ecco che arriva il primo cambio della partita, esce il numero 11 dell'Athletic, Segreto Andrea, ed entra il numero 20 Corona Giosuè. Prende il gioco con
una punizione in favore dell'Atena, che prova a lanciare lungo alla ricerca di qualche compagno in avanti, ma che si va a scontrare con la difesa dell'Athletic, che è entrato sicuramente in campo nel secondo tempo con la sicurezza di aver riacciuffato una situazione di vantaggio e che sembra determinata a mantenerlo e potenzialmente anche fare molto di meglio rispetto a un primo tempo che ha visto un sostanziale equilibrio nella prima parte di gara, per poi appunto sfociare in 3 gol, il primo da parte dell'Atena e gli altri 2 da parte dell'Athletic nella seconda metà, soprattutto verso la fine del primo tempo. Nel frattempo calcio d'angolo in favore dell'Athletic, che per un pelo non riesce a arrivare sulla testa dell'attaccante dell'Athletic, che avrebbe potuto concretizzare il gol del 4-1, che avrebbe potuto sancire la virtuale fine del match. Stiamo abbassando il ritmo, Gianlu! Stiamo abbassando il ritmo, Nel frattempo il mister dell'Athletic invita i suoi a mantenere alto il ritmo di gara per cercare di evitare qualsivoglia disattenzione che potrebbe portare a conseguenze spiacevoli, visto l'attuale situazione di netto vantaggio a livello di risultato dell'Athletic. L'Atena infatti non demorde e prova l'incursione nella fascia destra, che però non riesce a concretizzarsi in un lancio in mezzo, ma in un prezioso calcio d'angolo che potrebbe accorciare, potrebbe trasformarsi in un potenziale gol che accorcerebbe le distanze tra le 2 compagini. Tiro del numero 17 dell'Atena, che però finisce in maniera abbastanza facile tra le mani del portiere dell'Athletic. Atena si ripropone in attacco con un lancio lungo intercettato abilmente dalla difesa dell'Athletic, che ora riparte. Non sembra mollare in termini di intensità, seguendo le direzioni del proprio mister, la squadra nero-rosa, che continua a proporsi in avanti. Nel frattempo cambio anche per l'Atena. Esce il numero 11 ed entra il numero 16. Esce l'11. Va bene, va bene. Vai Fanè. Signore, anche a noi. Peppe. Esce il 9. Cambio anche per l'Athletic Club Palermo. Dai Peppe, esci da qua. Esci da qua, Peppe. Esce il numero 9, Baglione Giuseppe, autore di una tripletta, ed entra il numero 19, genovese Francesco Mari. Nel frattempo calcio di punizione in favore dell'Athletic, che proverà con ogni probabilità il lancio lungo. Pronti a uscire?
tenta invece sul passaggio. Prova a ripartire l'Atena. Non si fa trovare impreparata, però la squadra di casa che cerca di disinnescare, e riesce effettivamente a disinnescare il tiro del numero 16. Fallo in posizione interessante per l'Atena, che ribatte subito e punta subito a proporsi in maniera offensiva per cercare di trovare il gol che accorcerebbe le distanze tra le due compagini. La linea è facile, ma porca troia! Espulsione per il mister dell'Atena per doppia ammonizione e protesta. Ma tutte e due ti prende, capito? Continuiamo. Ah no, ma si può giocare così. Devi uscire fuori dai cancelli. Il braccio faccio, che? Adesso cancelli il braccio. Non devi giocare, no? Rimani sotto le scale. Ciccio. Riparte dunque il match. Uomo Dano! Funda, Athletic riesce a recuperare il pallone e prova senza fretta a costruire un'altra giocata in avanti. Lillo, prenditi sta palla. Cattivo, Lillo. Non fare. Rimessa laterale in favore dell'Atena, intercettata. Il numero 8 dell'Athletic. Adesso è l'Atena che prova nuovamente a riproporsi in avanti sullo scatto del numero 9, che però viene, la cui corsa viene disinnescata dalla difesa dell'Athletic. Grandi proteste in campo da parte ma cosa hai della fischiato, squadra signore? ospite. Ma cosa hai fischiato? Ma cosa hai fischiato? Rispetto ad alcune decisioni arbitrali. Non sul portiere, Antonio, non sul portiere! Andè! Forte, 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 forte! Ci deve fare giocare però, signore, ci deve fare giocare! Ciccio, te l'ha chiamata con l'esterno! E li tagliamo fuori! Nel frattempo calcio di punizione per l'Atena, che può Dove c'è il dischetto? Sulla linea! Vai a saltare, ci vai, 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 vai! Dove c'è il dischetto? cercare il lancio lungo per accorciare le distanze. Pallone però che finisce in maniera molto facile tra le braccia del portiere, che con calma riparte dalla difesa. Forte, 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 non lo fare girare, non lo fare girare, forte, forte, forte! Lì, vai lì, vai lì! Nostra, nostra, nostra! Cos'è? Ma ti vai a chiudere? Rimesso e fallo. Come immaginabile aumenta l'intensità da parte della squadra ospite, che vuole a tutti i costi accorciare le distanze del match cercando il gol del 3-2.
per cercare di rientrare in partita e quantomeno conquistare il pareggio. Uno solo, uno solo. Arriva un altro cambio per l'Atena. Esce il numero 3, Infantino Stefano, ed entra il numero 14, Aspetta, Davide. Cristian, aspetta. Entra anche il numero 15, Dumbia Mohamed. Esce il 2, esce il Cambio 2. anche per l'Atletico. Esce il numero 2 per l'Atletico, Macchiarella Cristian, ed entra il numero 17, Annibale Francesco Paolo. Si propone offensivamente nuovamente l'Atena, cercando l'imbucata centrale, che però si trasforma in un cambio gioco che non ha un esito particolarmente favorevole per la squadra ospite, a cui viene fischiato un fallo. Ammonito il numero 17, capitano della squadra dell'Atena, per le proteste. Tensione sempre maggiore sul campo. Nel frattempo l'Athletic prova a rilanciarsi in attacco, sfilando sulla fascia sinistra e tentando forse l'imbucata, corsa che viene intercettata dalla difesa dell'Atena, e poi palla in rimessa laterale. Nel frattempo angolo conquistato dall'Athletic. Batterà il numero 8, la bandierina. Partita che inizia a diventare particolarmente nervosa, soprattutto dal lato degli ospiti. L'Athletic lamenta un fallo di mano da parte della difesa dell'Atena, ma per il direttore di gara si può continuare. Nel frattempo l'Atena prova a ripartire, ma l'Athletic riesce in tempo a rientrare in difesa e disinnescare l'ennesimo tentativo di incursione da parte della squadra avversaria, cercando anche di ripartire e proporsi in avanti. Nel frattempo si prepara un altro cambio per l'Atena. Russi! Gaetano va a fare il braccetto di destra. Entra il numero 13, muratore Andrea,
esce il numero 2 Russi Mattia. Attenzione, l'Athletic prova e trova il gol del 4-1. Questa volta a segnare il numero 7, Sasso Emanuele, che segna il gol del 4-1. Oh, non abbassiamo il ritmo, per favore. La situazione si fa dunque sempre più complicata per l'Atena, che nuovamente, la cui difesa viene nuovamente bucata dall'Athletic, ma per il direttore di gara è fuori gioco, quindi ferma tutto. Quindi 4-1 fino ad ora il risultato della partita. A segnare i gol una tripletta Baglione, Giuseppe il gol. Gabri! Non andare forte, Gabri! Sposta la palla, ti sai! Va! Dicevo, a segnare i gol del vantaggio dell'Athletic una tripletta di Baglione Giuseppe e un gol di Conforto Mattia. Gianlu! Puoi saltare, mettiti in barriera, andi in palestra! Occhio! Attacchiamo la banca! Occhio! Gesù! Oh! Dietro di voi! Oh! Il tempo batte il numero 10 troppo alto per risultare pericoloso per la difesa dell'Athletic. A Gaetano la faccia. Nel frattempo, ennesimo cambio per l'Atena, esce il capitano, il numero 17, Virone Calogero, ed entra il numero 19, Piraneo Nicolas. Ci sono 25 minuti, crediamoci fino all'ultimo. Risultato di 4-1 il match al velodromo Paolo Borsellino. Mancano ancora 25 minuti circa al termine della gara. Grande difficoltà da parte dell'Atena, soprattutto a partire dalla seconda metà di gara. Nel frattempo l'Atena prova l'ennesima indicata, che viene però abilmente disinnescata dalla difesa dell'Athletic. Lancio lungo del numero 8 verso il numero 17, che può provare a metterla in mezzo per i propri compagni, l'allontana il portiere e palla che per un soffio non finisce nella rete, segnando il gol del 5-1 per l'Athletic. Nel frattempo l'Atena continua
a tentare l'incursione in area, trovando però costantemente una difesa particolarmente attenta dell'Athletic, che non lascia spazio a particolari occasioni da gol. Signore! Cambio, signore! Nel frattempo arriva un altro cambio per l'Athletic. Fallo ai danni del numero 14 della Tena. Nel frattempo l'Athletic chiama il cambio. Conforto! Dai, Ciccio! Dai! E c'è il 7, signor! Esce il numero 7, Mattia Conforto, entra il numero 13, Manzella Antonio. Nel frattempo calcio di punizione a seguito di un intervento falloso dell'Athletic in favore dell'Atena. Batte il numero 14. Troppo basso, il tiro si va a schiantare sulla difesa dell'Athletic, che prova a rilanciarsi in attacco. Scatta sulla fascia il numero 17, provando e riuscendo a trovare il passaggio per il numero 20, che però non riesce a scambiare la palla col numero 10, quindi intercettato dal centrocampista dell'Atena. Dai! Ciccio, aiutiamoci! Ciccio! Dentro l'aria vai! Qua però, qua! Dice Casale! Guardare a chi? Nel frattempo l'Atena non molla e tenta di costruire azioni pericolose che però non riescono a concretizzarsi. Giallo, arriva il giallo. Arriva il giallo per il centrocampista Signore, cambio! dell'Atena. Messina! Ed arriva invece un altro cambio, sempre per la squadra ospite. Esce il numero 8 Messina Salvatore ed entra il numero 7 Alaimo Salvatore. Batte l'Athletic cercando il lancio lungo che finisce facilmente nelle braccia del portiere. Intercettato il tentativo di ripartenza da parte dell'Atena, dribbling del numero 10 che prova il tiro non riuscendo però a centrare lo specchio. Nel frattempo si sta preparando un doppio cambio sulla panchina dell'Athletic. Mario, mi raccomando là, Mario. Oh, 20 minuti ci sono ancora, ragazzi? 20 minuti. Si apprestano ad entrare il numero 14 Simonetti Mariano e il numero 18
Pace Adriano. Gabri, non devi scappare! Signore! Nel frattempo si propone nuovamente offensivamente l'Atena, che non riesce però a trovare il guizzo vincente anche stavolta, venendo intercettata dalla difesa dell'Athletic, che prova a ripartire sulla fascia sinistra. Signore! Dambi! Fallo laterale, doppio cambio. Dani! Come dicevo poc'anzi, Gambino! entrano il numero 14 Bambino il Simonetti 3, Mariano Lucio il 3. e il Tre. numero 18 E Pace 3 Adriano, 5. ed escono il numero 3 Greco Lucio Leone e il numero 5 Gambino Gabriele. Lucio, Lucio! C'è incomprensione rispetto ai cambi con il direttore di gara. 5. Dai, puoi entrare. No, ma l'ha detto lui già così. Riprende il gioco, fallo laterale in favore dell'Athletic e Dani! nuovamente palla in fallo laterale. Adriano centrale. Adriano, torna mano! Subito il numero 18 prova a proporsi offensivamente, un tiro però troppo semplice per l'estremo difensore della squadra ospite, che prova a rilanciarsi in attacco con un contropiede che però finisce tra le gambe dell'Atletico, che a sua volta prova a ripartire sulla fascia sinistra. Ora palla sulle gambe del numero 19 in area, che prova e che riesce, non il numero 19 ma il numero 18, appena entrato Pace Adriano, a trovare il gol del 5-1. Dai, dai! Adri, occhio! Adri, aiuta Risultato il dunque segno! sul 5-1 al velodromo Paolo Borsellino. Adri, dobbiamo aiutare anche, sul play! Signore! Signore! Cambio! Liberi! Cambio! Liberi! Nel frattempo altro cambio per la squadra di casa. Esce il 4, signore. Esce il numero 4 4-15. di Peri Andrea, entra il numero 15 Marino Stefano. Oh. Sul risultato di 5-1 dunque il match. Il gol a realizzare i 5 gol dell'Athletic, una tripletta di Baione Giuseppe, Occhio, un Totò! gol di Conforto Mattia e il gol del subentrato Pace Adriano. Si ripropone nuovamente offensivamente l'Athletic, che scatta con il numero 19, che prova e trova il gol del 6-1. Partita ormai virtualmente chiusa. Gol del numero 19 genovese Francesco Mari. Bravo, Manu, bravo!
Attualmente sul risultato dunque di 6-1 il match tra l'Athletic Club Palermo Under 17 e la ASD Atena. Scatta nuovamente sulla fascia destra l'Athletic con il numero 17, questa volta con la palla tra le gambe, che prova a marcare la difesa, palla che però finisce fuori. Stefano, dai, facciamolo, Adi, sul portiere. Partita completamente stravolta a partire dalla seconda metà di gara, seconda metà del primo tempo, dove nei primi minuti di gioco sembrava una situazione di apparente equilibrio, che poi si è trasformato in una vera e propria goleada da parte dell'Athletic, che continua a cercare il gol. Riparte l'Atena. Ciccio! Gaetano! Annibale, vai! A tre. Il centrale fallo tu, fai giocare a Gian Domenico. Fallo ai danni Andiamo dell'Atena. bene, organizziamoci, Manu! Oh, tutte e sei davanti! Nel frattempo calcio d'angolo per l'Atena, Stefano, occhio! che prova a svettare. Aspetta! Ferma! Dani! Gioco fermo, rimane a terra un giocatore dell'Atena. Richiesto anche l'intervento dei medici. Vediamo la zona centrale, i centrocampisti in fase di non possesso, Fanello, aiutiamo loro in fase di non possesso. Riprende ora il match del Polo Borsellino di Palermo. Non lo mollare, che la recuperi. Non lo mollare. Ci arrivi, entra! Continua a proporsi insaziabilmente la squadra nero-rosa in attacco. Lancio però impreciso verso i compagni, che finisce sul fondo. Prova l'incursione sulla fascia destra l'Atena, però trova attenzione, ennesimo tentativo abilmente disinnescato da parte della difesa dell'Athletic, che finora non ha concesso particolari occasioni alla squadra avversaria, se non per il gol del momentaneo 1-0 in favore degli ospiti nel primo tempo. Ennesimo tiro che però finisce troppo alto, non un pericolo per il portiere dell'Athletic. No, Giando, vieni tu qua. Vieni, Giando. Dai, già.
Gaetano, Gaetano, tu, qua! Momo! Occhio, Momo, qua in mezzo! Vieni, Arcieri, Arcieri, qua! Su questo, alto! Continua Andiamo in area, non c'è nessuno! in cerca di un gol per orgoglio da parte dell'Atena, che sicuramente non è in partita dopo la seconda metà di gara. Tentativo di tiro dalla distanza non particolarmente pericoloso per il portiere, Oh, come prima, Fanello, come prima! che si trasforma in una rimessa dal fondo. Pronto a uscire! Vai! Eccola là, eccola là! Grande la pressione da parte dell'Atena, Fanello, sì, Fanello, tu, bravo! non Levala, Giando! particolarmente pericolosa per l'Athletic, che continua a dimostrare una grande gestione del gioco, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Largo, Fanello! Nel frattempo l'Atena prova, numero 16 prova a servire il 7, questa volta serve il 14. La panchina dell'Atena lamenta un fallo ai limiti dell'area, ma per il direttore di gara si può continuare. Tiro del numero 14 facile per il portiere dell'Athletic. Attacca sta palla, non la fare cadere! Lancio lungo del portiere dell'Athletic, che permette nuovamente alla squadra nero-rosa di proporsi oltre la tre quarti e andare a nuovamente essere pericolosi. Ma attenzione, recupero dell'Atena e nuovamente recupero dell'Athletic, che in maniera asfissiante ormai attacca la porta dell'Atena, che trovando nuovamente il gol. Risultato dunque di 7-1 in favore dell'Athletic. A segnare il gol del 7-1 Pace Adriano, scusate, che porta a casa la doppietta. Risultato attualmente sul 7-1 dunque al Velodromo Paolo Borsellino in favore della squadra di casa, che nuovamente si propone in attacco e che nuovamente trova il gol. Tripletta del numero 18 dell'Athletic, Pace Adriano. Gravi disattenzioni difensive da parte dell'Atena, che ormai
non sembra più completamente in partita. Nel frattempo gioco interrotto, entrano i medici in campo a seguito di un contrasto di gioco che ha visto coinvolto uno dei giocatori dell'Atena che non sembra in grado di continuare il match e esce fuori dolorante dal quadrante di gioco. Ci saranno 3 minuti di recupero. L'arbitro annuncia ora 3 minuti di recupero. L'Atena prova dunque una delle ultime incursioni possibili per cercare quantomeno di trovare il secondo gol. Palla che prova ad arrivare tra le gambe del numero 7 ma che risulta in parte imprecisa e che favorisce nuovamente l'ennesima ripartenza dell'Athletic, che si trova lì davanti ma che questa volta viene interrotta dalla difesa e nuovamente l'Athletic si propone in avanti con il numero 17 che non riesce a trovare lo specchio per potersi unire anche lui a questa festa gol al velodromo Paolo Borsellino. Mancano ormai una manciata di minuti al termine della gara. Siamo già nei minuti di recupero, l'arbitro ha annunciato 3 minuti di recupero, quindi siamo ormai agli sgoccioli. Intervento non giudicato falloso dall'arbitro, che però favorisce un'ultima ripartenza dell'Atena che può provare, ma che viene interrotta dall'attentissima difesa dell'Athletic, che riparte nuovamente, palla che sfugge dai piedi del numero 10. La panchina dell'Athletic è ormai tutta in piedi, pronta a festeggiare la grande vittoria conquistata oggi. Partita non ribaltata, ma di più da parte dell'Athletic, che nel primo tempo perdeva 1-0 per poi segnare il gol dell'1-1 e dell'1-2 verso la fine del primo tempo, e poi nel secondo tempo si è divertita in una festa gol che ha portato il risultato finale della gara fino ad ora sull'8-1. Nel frattempo corner per l'Atena. Numero 15 prova il tiro al limite dell'area, che finisce comodo tra le braccia del portiere dell'Athletic. Triplice fischio al Paolo Borsellino di Palermo. Finisce 8-1 il match tra la ASD Atena e la rappresentativa Under 17 dell'Athletic Club Palermo.